Treviso. Rieccoci in diretta con il nostro racconto della situazione in Veneto per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Come vi dicevamo prima della pubblicità, c'è un video mandatoci da Marco Calaon, presidente del consorzio Vini Doc, che si trova in isolamento nella sua abitazione di Vo ed è un produttore appunto vitivinicolo. Sentiamo le sue parole. Oggi domenica 1° marzo, 10° giorno per Vo di coronavirus, vi trasmetto dalla zona rossa. La mia riflessione da presidente del consorzio vini è questa. Penso che tutte le lamentele ormai le abbiamo raccolte, siano patrimonio comune di tutti e che il disagio sia tanto. Però, come dicevo con alcuni amici, la frittata è stata fatta per colpa di chi non si sa e anche star qui a ricercare i colpevoli forse è tempo sprecato. Io credo che noi invece oggi dobbiamo concentrarci sul domani e il domani significa riprogettare la programmazione per il futuro. Io credo che Vo è imprescindibile dal resto del territorio euganeo, quindi dai Colli Euganei, dal Parco regionale dei Colli, dal suo biodistretto, dal suo consorzio vini e dall'ODG e tutto il sistema che lo gestisce. Quindi cos'è che chiederemo noi e io me ne farò carico? A parte le fasi immediate di ristoro per le aziende dove nel decreto sono già state appostate alcune azioni, si dovrà pensare a una fase 2 veloce e dovrebbe essere costituita in un fondo molto importante per fare promozione in modo serio e dico duraturo dell'area Colli Euganei. Facendo questo avremo a breve subito la risposta da parte di chi verrà a fruire di un territorio meraviglioso quale quello di Colli Euganei, un territorio turistico dove c'è il vino, dove ci sono le cantine, dove ci sono gli agriturismi, dove ci sono i ristoranti, i sentieri e le terme. Di questo abbiamo bisogno. Questo allora quello che è il grido di aiuto, insomma la richiesta di aiuto da Vo all'interno di Vo da parte del produttore vitivinicolo, presidente del consorzio Vini Doc, quindi avete sentito anche prima le situazioni assurde alle quali si trovano di fronte i produttori, insomma le richieste ad esempio di una certificazione che il vino che arriva non sia contagiato dal virus. Gli effetti sull'economia e sappiamo che da una settimana le discoteche ad esempio sono chiuse. Abbiamo al telefono Marco Brugnaro che è titolare della Baita al Lago, che è sia ristorante che disco pub. È così? Sì, buongiorno a tutti. No, disco pub no, discoteca sarà da ballo. Discoteca, Baita al Lago sì, di sì, Castelfranco. Sì. Ristorante. Allora, sì, certo, buongiorno. Allora, mi pare di aver capito, leggevo da qualche parte, leggevo forse sul Gazzettino, sul Gazzettino che lei dice noi riapriamo, è così? Sì, le parole di ieri mi facevano dire questo, perché non c'era ancora l'ordinanza di oggi e quindi mi sa che dobbiamo tirare le reni in barca e mettercela via per quanto riguarda la settimana prossima, perché fino a ieri non c'era ancora la certezza di tenere chiuso un'altra settimana di discoteche e non gli altri locali come bar, pub, ristoranti. Noi abbiamo un ristorante, però ci sono tanti altri luoghi di aggregazione che possono essere similari a una discoteca e sono aperti, giusto? Sì. E quindi noi il nostro messaggio è la salute prima di tutto, però questa ordinanza non ha una linea ben decisa, cioè le discoteche chiuse, i centri commerciali aperti, gli luoghi di aggregazione ce ne sono comunque, cioè, prima Zaia aveva detto che tenevano chiuse le discoteche ancora, ristoranti aperti solo a sedere, pub solo a sedere, in piedi no. C'è un po' di confusione. Ecco, queste soluzioni quanto vi stanno costando? Noi siamo chiusi da una settimana, tutti nel Veneto,
quindi gente non si muove, il personale sta a casa, tutto il personale artistico, orchestra, DJ, tutto il resto, i fornitori di prodotti sia per ristorazione che beverage sono fermi, cioè non siamo proprio fermi. Avete dovuto anche, immagino, disdire concerti, situazioni, serate che dovranno essere recuperate? Ovviamente noi abbiamo 3 serate del giovedì, sabato e domenica, e abbiamo 3-4 band che suonano da noi, quindi sono già 8 serate saltate, oltre a DJ o altre cose, o eventi che facciamo di solito, quindi moltiplicato per quanti era 80, 100 tra discoteche e locali veneti, facciano il conto. Senta, però ecco, il governo dice dobbiamo farlo perché il comitato tecnico scientifico dice che la discoteca è un luogo particolarmente sensibile, essendo l'assembramento di tante persone all'interno di un luogo chiuso, e quindi questa è la priorità. Cosa dice lei? Ce ne sono tanti luoghi chiusi dove si può contrarre il virus, però hanno puntato noi, perché sul ristorante dove ci si sta seduti, o un pub, ripeto, un bar, no, è la stessa cosa, anzi entrando su qualche bar che per carità hanno anche magari il DJ che suona, è come essere in una piccola discoteca, quindi Lei dice, insomma, è stata fatta una discriminazione un po' tra tipi di locali diversi? Sì, perché alla fine un pubblico esercizio è un pubblico esercizio sia se ha la musica o anche no, c'è gente comunque, oppure un centro commerciale, o come ripeto, è così insomma. O vengono estesi in qualsiasi luogo queste linee, o se no, cioè, siamo proprio ci hanno puntato noi. Lei dice appunto siete proprio nel bersaglio. Senta una cosa, ma lei ha detto insomma, i problemi ci sono stati già questa settimana, ce ne saranno immagino anche la prossima. Qual è il limite oltre al quale comincia a essere la situazione preoccupante secondo lei? Siamo preoccupati noi, anche se riapriamo questa settimana, che non sarà, se riapriamo settimana prossima, l'altra sarà sempre una partenza a rilento, finché la gente non si tranquillizza o capisce che non c'è il problema della contaminazione. Cioè, a questo punto non so neanche cosa dire, siamo già preoccupati già da una settimana. Non vorrei che si potrasse per molto tempo ancora. Bene, allora ci riaggiorneremo nei prossimi giorni, vedremo un po', perché continueremo a raccontare ovviamente nei prossimi giorni, nei nostri telegiornali, la situazione. Grazie a Marco Brugnaro, il suo osservatorio. Mi dica. No, volentieri, volentieri. Certo, ci sentiremo perché così sentiremo un po' come sta andando. Grazie allora a Marco Brugnaro. A questo punto continuerei a parlarvi di scuola. Abbiamo sentito prima la dirigente scolastica del Duca degli Abruzzi, una comunicazione che viene dall'Istituto Salesiano San Marco di Mestre. Dalle ore 10 di lunedì 2 marzo i 450 ragazzi dell'Istituto Salesiano San Marco saranno convocati per le consuete lezioni a distanza, quindi ovviamente in forma telematica, adesso lo scopriremo. Dato l'annuncio del nuovo provvedimento che prevede la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino all'8 marzo, l'Istituto della Gazzara si fa trovare pronto con l'organizzazione della didattica a distanza. La tecnologia si dimostra al servizio della scuola, afferma il direttore il professor Alberto Grillai, e noi da lunedì da domani svolgeremo il normale orario scolastico. Gli insegnanti saranno con i loro studenti, certo non in classe, ma sfruttando computer, cellulari e per le classi seconde e terze gli iPad che già da 7 anni usiamo con i ragazzi nella didattica, rispondendo perciò al vero timore salesiano, sia il rischio di rimanere
con le mani in mano e lasciare così i ragazzi nell'ozio. Il San Marco si organizza anche affinché i propri allievi non perdano una settimana di scuola. Le attività saranno gestite tramite applicazione di Google come Classroom e Meet, che permettono di raccogliere materiali e indicazioni da fornire agli studenti, accompagnandoli con brevi spiegazioni video da parte dell'insegnante, che poi potrà verificare contestualmente lo svolgimento degli esercizi assegnati. Così, ad esempio, l'Istituto San Marco di Mestre. Siamo a Jesolo adesso, arrivano le prime graduali riaperture. A Jesolo l'amministrazione promuove la graduale ripresa delle attività e la riapertura di palestre e piscina comunale del centro giovani Jesolo, ripristinati anche i mercati settimanali. Il mercato non era in realtà chiuso, ma era a discrezione dei comuni, ripristinati anche i mercati settimanali, mentre si conferma il rinvio degli eventi e delle iniziative in calendario fino al prossimo 8 marzo. Siamo a Jesolo. In attesa della pubblicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo decreto con le indicazioni fino all'8 marzo, l'amministrazione annuncia i primi provvedimenti di graduale ripristino dell'attività di riapertura di spazi pubblici, pur confermando la tutela della salute dei cittadini. Questo è Jesolo. Mi dicono che fra poco dovremo avere al telefono Gianpietro Beltotto, il direttore del Teatro Stabile del Veneto, che abbiamo al telefono, se non sbaglio. Buon pomeriggio. Eccoci qua. Ciao. Eccoci qua. Allora Beltotto, che nuove dal teatro? Mi pare di capire che il governatore Zaia abbia chiesto che per i teatri ci possa essere la possibilità di riaprire, pur con misure appunto di controllo, insomma, delle distanze. Su questo che si può dire? Intanto non è il governatore Zaia, è l'ordinanza del ministro che dà alcune possibilità. Non credo che riguardino il Teatro Stabile, le sale di Padova, di Treviso e di Venezia, perché diciamo, anzi la chiusura consente anche di pensare a delle provvidenze per le compagnie che non lavorano in questi giorni. Che periodo, che settimana è stata per il Teatro Stabile del Veneto, questa settimana così un po' in sospensione? Ma sai, quando i teatri chiudono è un momento di grande tristezza per tutta la società. Io ricordo a tutti che il color viola dei teatri, quello per cui si dice che insomma che ci sono dei colori che portano sfortuna, il color viola era il colore della Quaresima, che era il momento in cui i teatri dovevano chiudere, in tempi in cui la religione era un momento essenziale della socialità, quindi quando si chiude un teatro è sempre un momento di grande tristezza sociale. Io sono certo che riapriremo presto, però, perché tutto questo prima o poi finisce, no? Certo. Cosa ha potuto assaggiare un po' anche la preoccupazione di chi dei tanti abbonati, delle persone insomma che frequentano regolarmente il teatro, cosa dicono? Guarda, davvero io credo che non sia un problema soltanto di quelli, e sono tanti, che frequentano i teatri. Il tema della chiusura della Fenice piuttosto che del Goldoni, del Monaco a Treviso, piuttosto che di tutti gli altri teatri, è che si interrompe una catena di riflessione e di divertimento che è il proprio del teatro. Quindi la tristezza, mi pare che sia il termine giusto, la tristezza sociale che si riverbera da un portone di teatro chiuso è la medesima che si raccoglie quando si parla con un albergatore piuttosto che con un imprenditore, no? Del resto dobbiamo fidarci dei medici. Non è vero che uno vale uno, come scioccamente qualcuno ha detto in questi anni di anarchia intellettuale. I medici valgono i medici, questo è un dato positivo di questa crisi, ci fa ritornare in mente tutti quelli che sono bravi, esperti e che hanno studiato e che ci dicono le cose che bisogna fare. Fra poco ci diranno che l'influenza finisce, che l'influenza è finita, fra poco ci diranno che torneremo alle nostre attività, questo va per tutti noi. L'importante adesso è di non cacciarci
in una sorta di depressione sociale, per cui tutto è pericoloso. Vedo della gente che va in giro con le mascherine, quando ormai è chiaro a tutti che la mascherina è bene che la usi soltanto chi dovesse avere dei problemi. La mascherina non ci salva da nulla, del resto c'è poco di cui salvarci, i numeri sono quelli su cui i medici ci dicono di stare attenti, di avere delle prudenze, ma insomma tutto questo, guardate, prima o poi finisce, spero naturalmente che finisca prima piuttosto che poi. Senta, più avanti, chissà quando, qualcuno potrebbe anche scrivere un'opera teatrale su questa situazione paradossale che stiamo vivendo. Guarda, ci pensavo esattamente stamattina. C'è infatti l'opera di un inglese, di cui adesso mi sfugge il nome, non voglio dire una scemenza, che racconta la storia di un medico che va in una comunità di gente sana e ad un certo punto uno di questi va da lui e lui naturalmente gli trova qualche cosa. Da quel momento in poi la comunità diventa una comunità di gente che pensa di essere ammalata. Ecco, un po' sta succedendo anche per noi, perché poi gli ammalati sono davvero pochi, gli ammalati gravi sono pochissimi. Io penso che i medici sono importanti, la scienza è importante, ma più di tutti conta la nostra resilienza, la nostra capacità e la nostra forza di essere sicuri che domani torneremo certamente a fare la vita di prima. Tanto è vero che noi in teatro abbiamo già pronta la campagna per quando ci diranno che i teatri riapriranno. E allora aspettiamo questo giorno che speriamo sia sempre più vicino. Grazie allora a Gianpietro Betotto anche per le sue parole, insomma, che ci ridanno un po' di speranza e di ottimismo. Grazie davvero. Ciao, buon lavoro. Grazie davvero. Questa è la voce, insomma, del Teatro Stabile del Veneto. È chiaro che appunto i teatri, quella dei teatri è un altro fronte, insomma, aperto e non c'è niente di più triste, insomma, di un teatro che rimane chiuso e vuoto senza pubblico. Allora, è giunto il momento di nuovo di rivedere, a mio giudizio, in attesa di novità. Fra poco ci collegheremo con Marghera, lo dico alla regia, con Anna Maria Parisi per aggiornamenti, ma allora rivediamo i consigli degli esperti della sanità regionale, delle esperte della sanità regionale per fare il punto nuovamente su quelle che sono le domande e le risposte chiare della sanità. Sono medico ma sono anche una mamma e come tutte le mamme abbiamo, insomma, una preoccupazione per quelli che sono i nostri figli. Ci risulta che i bambini e gli adolescenti siano poco interessati da questa malattia. Questa domanda di preoccupazione da parte degli anziani arriva principalmente anche dai miei genitori che dicono, insomma, non venire a trovarmi oppure, insomma, stiamo in isolamento. Io li ho tranquillizzati dicendo che hanno già contratto l'influenza, tra l'altro, e quindi hanno già avuto questa sintomatologia respiratoria e che al momento non abbiamo motivo di preoccuparci. Quindi se una persona anziana con una sintomatologia respiratoria importante, grave, si presenta in pronto soccorso, verrà valutata oltre che per l'influenza anche per l'eventuale contatto con questo virus. Gli insetti ed il cibo non possono trasmettere l'infezione da coronavirus semplicemente perché il virus non è abbastanza abile per replicarsi a livello dell'apparato digerente o per replicarsi all'interno degli insetti. Quindi una puntura o il cibo proveniente da qualunque parte italiana o fuori dall'Italia non può assolutamente trasmettere l'infezione da coronavirus. Un contatto stretto è un cittadino che è stato, con il caso confermato, insieme per almeno 15 minuti ad una distanza ravvicinata, che vuol dire una distanza inferiore a 2 metri, oppure che vive insieme in casa con il soggetto che ha avuto la conferma dell'infezione da coronavirus. Non sono casi stretti e quindi non dobbiamo avere paura di essere stati contagiati, tutti quelli magari che, pur essendo stati dei casi confermati, abbiamo visto di passaggio quando siamo andati al ristorante, piuttosto che lungo la strada, piuttosto che ad un bar.
Recarsi in pronto soccorso con sintomi lievi significa ritardare l'accesso alle cure di altri cittadini che invece hanno dei sintomi più severi. Chiedete a voi stessi: sarei andato in pronto soccorso se non avessi sentito parlare del coronavirus? Se la risposta è no, rimanete a casa. Trattandosi di un tipo di virus legato a malattie respiratorie che generalmente si vengono a determinare nel periodo invernale, noi pensiamo che con l'aumentare della temperatura e quindi col mutare delle condizioni climatiche anche la circolazione del virus dovrebbe avere una modifica e quindi abbassarsi. Da mamma sono tranquilla, anch'io ho un figlio che frequenta le scuole superiori, credo che vadano sempre rispettate tutte le normali misure igieniche che si tengono in questo particolare periodo invernale, vale a dire lavarsi spesso le mani, utilizzare fazzoletti monouso che poi vengono gettati, quando si tossisce eventualmente porre di fronte alla bocca il gomito, e quando si hanno sintomi influenzali o febbre o tosse eccetera magari rimanere a casa. I nonni, se sono in buona salute, possono anche loro avere la normale vita quotidiana, quindi frequentare gli ambienti che sono soliti frequentare, andare a fare la spesa o quant'altro, ma direi nessuna preoccupazione aggiuntiva specifica per il coronavirus. La casa è un luogo assolutamente sicuro, il pronto soccorso non lo è perché ci sono dei malati, in casa non ci sono malati, questo significa ancora una volta utilizzare le normali regole di igiene, e anche se si hanno delle persone della propria famiglia che hanno contatti ipotetici con persone malate perché per esempio lavorano negli ospedali, non è necessario all'interno della casa nessuna regola particolare, tranne di nuovo un corretto lavaggio delle mani per prevenire tutte le infezioni e non solo il coronavirus. Nei luoghi di lavoro la prevenzione è un lavoro di squadra. Significa che ovviamente se ho un leggero raffreddore che quindi normalmente non mi impedisce di andare al lavoro, in questo caso consiglierei fortemente una mascherina, più per evitare la trasmissione di altre patologie respiratorie che per il corona. Sarà cura del datore di lavoro di far rispettare l'utilizzo della mascherina e la possibilità di lavarsi le mani in maniera corretta all'interno del luogo di lavoro, secondo le indicazioni del Ministero. L'elemento cruciale è quello di essere stato o in un paese a rischio oppure contatto di un caso confermato. In questo caso bisogna avvertire il proprio medico, i sanitari, per essere valutati. Se invece non rientro in nessuna di queste due categorie, direi che posso assolutamente pensare che si tratti di una influenza stagionale e quindi stare tranquillo. Voi avete chiesto delle misure restrittive che siano meno pesanti, ce le puoi illustrare molto rapidamente? Beh, per il Veneto tenere aperti i luoghi di aggregazione, questo sì, per dare un segnale, ovviamente accogliendo diciamo, le linee guida del mondo scientifico, aperti i ristoranti, aperti i bar, però solo con il servizio al tavolo e mantenendo le distanze di sicurezza, e aperti i teatri, aperte i cinema, sempre mantenendo la distanza di sicurezza, la semplifico, e così per i centri commerciali, la chiusura delle discoteche, perché su questo fronte è stato dato parere negativo, la chiusura di ogni forma di aggregazione fuori dagli esercizi dove si fa mescita di bevande e alimenti, il che significa che si serve solo al tavolo. Le scuole restano sospese, le attività didattiche, queste misure creano ulteriori preoccupazioni o c'è un messaggio che vuol lanciare? Dal Veneto si cerca di lanciare? Beh, le posso garantire che la comunità scientifica chiedeva ben altro. Prova ne sia che noi abbiamo presentato su nostra volontà anche il tema dei luoghi di culto, cioè la possibilità di aprire le chiese, che sono già aperte peraltro, ma poter fare le messe, oppure le sinagoghe, le moschee, quello che è,
assegnando i posti, cioè assegnando le distanze quindi da assumere tra cittadino e cittadino. E dico che la proposta è più edulcorata rispetto a quello che il mondo scientifico vorrebbe, sempre nel rispetto della sicurezza dei cittadini. Perché il rischio è sempre di questa epidemia che può avere uno sviluppo, lei dice rispetto a dei modelli, però non siamo ad una situazione gravissima. Ma guardi, noi abbiamo i modelli, le proiezioni, soprattutto l'esperienza di Wuhan in Cina, da dove è partito il coronavirus. Sappiamo che dovrebbe esserci una crescita esponenziale, siamo pronti ad affrontare anche questa, non vogliamo diffondere allarmismo. In questo momento abbiamo 223 contagiati, quindi non c'è stata ancora questa esplosione, 59 sono ricoverate di queste persone perché sono quelli che effettivamente hanno sintomi, e 13 delle quali in terapia intensiva, 7 sono stati dimessi. La struttura sanitaria del Veneto deve affrontare però una situazione di difficoltà in alcuni reparti, soprattutto per le urgenze, per le terapie intensive. Guardi, è una grande sfida per noi, una grande sfida soprattutto perché intanto ringrazio tutti gli uomini e donne della sanità perché rischiano del proprio tutti i giorni. Prova ne sia che la notizia di oggi è il tema di Verona, con il contagio tra gli ospedalieri e quindi quello che ne deriva, sia la messa in isolamento fiduciario, e quindi perdiamo anche oltretutto uomini e donne valide nel sistema. E diciamo che comunque il sistema tiene, siamo attrezzati al peggio, ovviamente un peggio che non deve essere peggio. Misure sanitarie e poi misure economiche, provvedimenti a sostegno dell'economia, lei andrà anche a Roma ad un incontro. Sì, noi la prossima settimana porteremo avanti questa sfida per risorse ancora per la sanità e poi chiedere ovviamente, il motivo principale è quello di avere interventi straordinari, urgenti e speciali per le nostre imprese, a partire dal turismo che è letteralmente in ginocchio. Qui in Veneto si dice che in ginocchio si sta solo quando si prega, in Veneti abbiamo questo spirito, però è pur vero che in questo momento il Veneto è in ginocchio e va aiutato sul fronte della prima industria che è il turismo con 18 miliardi di fatturato, ma anche di tutte le altre imprese. Che richieste farai sull'aspetto dei provvedimenti economici? Ma stiamo redigendo un documento con le altre due regioni, quindi Lombardia ed Emilia Romagna, comune. L'ottica è quella di fare degli interventi straordinari e urgenti rispetto alla fiscalità e altri temi, e dall'altro anche di iniezione di risorse fresche nel mercato, e dopodiché ovviamente questo Paese deve dotarsi di un budget importante per fare una campagna diciamo, di riposizionamento e di reputation a livello internazionale, cioè dobbiamo riacquisire quella credibilità che abbiamo sempre avuto. Sulla vicenda che nei social è circolata e che ha creato tante polemiche e poi anche tensioni con la Cina, lei su questo ha mandato anche una lettera all'ambasciatore cinese. Ma guarda, per me è una partita chiusa, se poi qualcuno vuol tenerla aperta, ben venga, la tenga aperta, non ho altro da aggiungere, e la fretta e forse anche la stanchezza nell'esporre hanno creato la miscela diciamo esplosiva. Il concetto di base era un altro e l'ho scritto anche l'ambasciatore. Ha mandato questa lettera, le ha risposto l'ambasciatore? No, ancora no, cioè, l'ho inviata ieri, però devo dire, ecco, volevo dire che nessuno voleva offendere alcuno, ma era semplicemente una riflessione che aveva altre finalità ed altre motivazioni, che è stata mal interpretata, mal esposta, e per me è chiusa lì. Adesso questo documento è pronto, l'avete spedito a Roma, che cosa resta per la sua attuazione? Resta l'attesa di quello che è il tema della pubblicazione, ma soprattutto che prima ci diano una risposta. Ci dia una risposta, è l'attesa questa per il decreto finale del governo, si sta aspettando di capire quali saranno definitivamente le misure, se lo chiedono un po' tutti, ancora quelle situazioni che sono di fatto in sospeso in alcuni punti, non così le scuole come abbiamo sentito. C'è un elemento importante, nel frattempo aspettiamo, siamo in attesa di collegarci con Anna Maria Parisi e poi con Valentina Visentin, che è tornata nella zona di Vo, nei posti di blocco, chiamiamoli così, anche se non è il termine esatto. C'è un elemento, una sfaccettatura di questi giorni particolari che riguarda il referendum del 29 di marzo, il referendum
sul taglio, contro il taglio dei parlamentari. Perché Tommaso Nencini, ne parla Tommaso Nencini in un'intervista al Fatto Quotidiano. Lui è uno dei senatori che ha raccolto le firme necessarie per il referendum contro il taglio dei parlamentari. Oggi, scusate, il Premier Conte in un'intervista al Fatto sull'ipotesi di un rinvio legato all'emergenza coronavirus ha detto: al momento rimane fissata la data del 29 marzo, ma ci riserviamo di prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni e dunque si sta ponendo anche questo problema. Il Premier Conte ha confermato che il 29 marzo ci sarà il referendum, ma l'emergenza coronavirus, in effetti la scadenza elettorale potrebbe creare qualche problema con l'emergenza appunto coronavirus, quindi si sta discutendo anche di questo. Per ora è confermato questo referendum, ma dovrà essere vagliata la decisione nei prossimi giorni. Chiaramente sia i comizi elettorali che poi le operazioni di voto sono operazioni legate appunto a assembramento di gente. È chiaro che si spera che per il 29 di marzo la situazione sia diversa e non ci siano delle restrizioni, ma questo potrebbe ritardare i comizi appunto elettorali e quindi far slittare il referendum del 29 marzo, così non è. Comunque per adesso viene confermato a quella data. Nel mondo intanto si comincia ad avvertire, come era successo qui la settimana scorsa, la psicosi. Parigi sbarra le porte del Louvre, file e disagi, ci sono problemi appunto in Francia, ci sono problemi negli Stati Uniti, dove avete sentito c'è stata la prima vittima. Quindi come si diceva e come si era paventato, insomma, il virus sta diventando globale e quindi si sta espandendo in Europa, anche oltreoceano, e quindi anche le misure, la paura è palpabile e quindi anche la psicosi anche negli altri paesi. Noi l'abbiamo assaggiata per primi, ma staremo a vedere cosa accadrà. Vorrei capire se Valentina Visentini è già collegata. Non ancora, e allora potrebbe essere che ci colleghiamo con Anna Maria Parisi. Non ancora? Non ancora, benissimo. Aspettate un secondo che vedo se c'è questa possibilità. No, non ancora. Allora, io tornerei, visto che siamo in tema di gestione dell'emergenza, tornerei al Cafoncello di Treviso, perché tante domande che sono arrivate alla nostra redazione, tante telefonate che continuano ad arrivare, è su cosa ci si deve aspettare a chi si approccia all'ospedale. Parliamo del Cafoncello perché è il secondo cluster, quello di Treviso, dopo Padova, ma così un po' è la situazione. E allora cosa deve fare uno che deve entrare al Cafoncello per una visita? Com'è la situazione all'interno dell'ospedale? Rassicura tutti e ci spiega com'è la situazione, la gestione di questi giorni il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, dottor Benazzi, sulla giornata quotidiana, insomma sul quotidiano all'interno del Cafoncello. Come sta procedendo l'attività nel resto dell'ospedale, quindi visite di controllo, esami, operazioni magari già programmate prima dell'emergenza? Tutto normale o state rivedendo anche questa programmazione? Allora, tutto normale, continuo a ribadire, l'ospedale va avanti nella normalità. Le visite vengono fatte e i pronti soccorso, e devo dire una cosa però, è una chiosa che apro, abbiamo una riduzione netta di codici bianchi in pronto soccorso. Allora qualche riflessione la voglio anche fare, nel senso che evidentemente forse tanti codici bianchi non dovrebbero venire in pronto soccorso, dovrebbero fare altre strade, ma a parte questa chiosa che lascio alla valutazione di ognuno di noi. La vita deve continuare assolutamente, anche perché non esiste il rischio di infezioni. I nostri operatori hanno i DPI, sono arrivati quindi i
i presidi, le maschere, eccetera, FFP2, quelle che danno garanzia a operatori, danno garanzia a tutti. Nelle situazioni a rischio viene posta addirittura la mascherina anche alla persona che si sospetta possa avere una semplice influenza, per cui voglio dire assolutamente la nostra attività continua, le urgenze continue, le emergenze continue, e continuiamo a visitare e curare le persone. Chi viene in ospedale, c'è chi ha timore anche di venire a ritirare dei referti, deve prendere qualche precauzione particolare? Assolutamente no, perché i nostri operatori chiaramente, se sono in situazioni di rischio, hanno le protezioni. Quelli che non vedete con le protezioni vuol dire che sono persone che stanno bene, che ovviamente fanno dei servizi che non sono a rischio. Ripeto a tutti, importante è lavarsi le mani sempre quando si hanno dei contatti, perché le mani sono il primo veicolo chiaramente di infezione, ma non solo del coronavirus, della semplice influenza, che poi tanto semplice non è, perché si muore di più di influenza che di coronavirus, tanto per essere chiari, è risaputo. Quindi lavaggio delle mani continuo, ogni volta che si tocca qualcuno, non portare mai le mani alla bocca o alle mucose o al naso. E in secondo luogo la distanza, che adesso hanno detto 2 metri, ma basta 1 metro, per evitare ovviamente che le goccioline che noi emettiamo quando parliamo possano entrare nelle mucose dell'altro. Fatte queste semplici cose, assolutamente non c'è nessun problema. Tenete anche conto che se dal pronto soccorso qualcuno dice che ha una febbricola, noi gli mettiamo la mascherina. Quindi voglio dire, siamo in una situazione di estremo controllo, perché ovviamente c'è un'attenzione che è stata elevata, ma proprio perché c'è questa attenzione che è stata elevata da parte degli operatori, da parte di tutti noi, sicuramente siamo anche in una situazione di sicurezza nei rapporti con le persone. Dal dottor Benazzi ad Anna Maria Parisi, che ci dà un aggiornamento da Marghera insieme a Paola Barbato. Eccole qua, le vedo. Dove siete adesso? Vi siete spostate, immagino. Ecco, ci siamo spostate, siamo sempre a Marghera, ma in un'altra stanza, in un'altra zona, perché comunque i lavori alla Protezione Civile del Veneto sono terminati. Adesso in attesa di sapere nuove da Roma, dal governo centrale, ci sono aggiornamenti per quanto attiene lo stato di salute di uno dei pazienti veneziani risultato negli scorsi giorni positivo al virus. Si sarebbero aggravate infatti le condizioni di uno di questi pazienti, di un pensionato che è ricoverato da giorni a Padova, ma è della zona del Veneziano. Adesso siamo in attesa di conoscere anche l'ufficialità della notizia per potervi dare nuovi dettagli, ma comunque le condizioni di questo uomo, si tratta di un ultrasessantenne, si sarebbero aggravate già dalla mattinata di oggi. E quindi resta alta naturalmente l'attenzione in tal senso, non soltanto per lui ma anche per tutti i familiari che erano già stati sottoposti a tampone, però di cui non si conoscevano ancora i risultati, se non che fossero tutti asintomatici. Quindi staremo a vedere appunto se ci sono aggiornamenti da questo punto di vista. La situazione qui nel Veneziano. Quindi la situazione qui nel Veneziano è attenzionata in modo speciale, anche perché nel frattempo comunque è in corso dalle 15:30 un altro incontro, quello che si tiene in via Don Tosato a Mestre, tra i vertici della ULSS 3 Serenissima con i rappresentanti sindacali per quanto attiene alla situazione appunto negli ospedali del Veneziano e soprattutto al Civile di Venezia, dove c'è una grande carenza di personale visti i tanti medici, infermieri e OS risultati comunque in quarantena, molti dei quali volontaria perché erano entrati in contatto con dei pazienti positivi. Si parlava inizialmente di una 50ina di operatori sanitari, ripeto, tra medici e personale infermieristico, poi un numero rientrato perché molti di questi è risultato che al tampone sono risultati negativi e non fossero entrati in contatto molti di questi con i pazienti invece ricoverati e positivi, perché c'è da dire che viene seguita una direttiva
della OMS, della sanità mondiale, per la quale se tu medico o infermiere entri in contatto con un paziente positivo per più di 15 minuti e se ti trovi in una stanza chiusa, ecco che lì per te scatta l'obbligatorietà del tampone. Diversamente invece no, a meno che tu non sia entrato in contatto con persone risultate poi nel tempo positive. Quindi insomma questa è la... Quindi siamo in attesa di sapere... Vai Anna Maria. Sì, da una parte siamo in attesa di sapere da una parte lo sviluppo delle condizioni di salute di questo ultra sessantenne veneziano ricoverato da giorni a Padova e anche che cosa si decide dall'altra parte nei vertici aziendali ospedalieri della ULSS 3 Serenissima per quanto attiene al personale molto carente e soprattutto all'ospedale civile di Venezia, visti in molti medici che comunque sono obbligatoriamente in quarantena. Grazie allora, grazie Anna Maria Parisi, siamo anche in attesa di capire da te allora più avanti un aggiornamento anche sulle condizioni di salute di quel paziente di cui stavi parlando. Allora, io so che Valentina Valentin potrebbe essere in collegamento, ma io chiedo alla regia questo, se è possibile lanciare la pubblicità, lo chiedo, in modo da poter poi rientrare in studio ed avere Valentina Visentin da Vo. È possibile? Sì, allora è possibile, facciamo così. Lanciamo pochi istanti di pubblicità, al ritorno troverete Marta Marangon con un ospite, così potremo parlare con Valentina Visentin, che la vedo già in collegamento da Vo Euganeo, ma chiedo a Valentina di aspettare qualche istante di pubblicità con la sua ospite, sotto la pioggia, ma noi non ci fermiamo ovviamente, di fronte proprio a un varco del comune di Vo. Allora la pubblicità, a rientro Marta Marangon, un ospite e il collegamento con Vo e con la nostra Valentina Visentin insieme a Federico Cibotto.